infrastrutture, danni del maltempo e di politica su Babbo Leo News. Lo facciamo in compagnia dell'unico referente ligure all'interno del governo, il sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti Roberto Traversi. Ben ritrovato. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Vorrei iniziare con lei dal punto sui fondi che il governo ha stanziato e in alcuni casi anche già erogato per i danni subiti nell'ultima ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione nel dicembre 2019. Quante sono le risorse totali che arriveranno in Liguria e quante sono già state erogate? Sui fondi per le problematiche enormi che sono avvenute in Liguria, il governo è stato presente sia nella prima parte, diciamo col Conte 1, e anche in questa fase l'attenzione non è mai calata, quindi questo è il primo messaggio che va chiarito ai liguri. E in occasione di quelle autunnali, quindi lasciando perdere quelle dell'anno scorso delle mareggiate, per le quali già ci sono state ingentissime risorse, abbiamo stanziato già 49 milioni di euro e in una seconda mandata 77 milioni di euro. Questo riguardava le problematiche che sono avvenute fino al mese di novembre. Poi per quelle relative ai 2 giorni a dicembre sono arrivati altri 8 milioni e 100, insomma. Quindi sono delle buone risorse, ovviamente le richieste regionali erano più ampie, però generalmente insomma forse un pochettino si esagera, e a mio avviso invece i numeri sono abbastanza congrui per i problemi che abbiamo patito. E questo per fare il punto, anche perché su queste cifre ci sono stati vari balletti e anche polemiche tra regione, governo, opposizione. Sembrava che una certezza dovrebbe essercene una, e i numeri, invece anche sui numeri si è riusciti a fare un po' di campagna elettorale. Parlando invece di infrastrutture, le vorrei sottoporre alcune domande sul tormentato progetto della Gronda di Genova. Non se ne sta più parlando e va detto che il progetto della Gronda è di Autostrade per l'Italia, quindi è legato a doppia mandata con il discorso della possibile revoca della concessione. Bisognerà attendere che si sblocchi il discorso sulla revoca per tornare a parlare della Gronda, o si potrà comunque proseguire con l'idea del progetto a prescindere dalla scelta sulla concessione? Sì, per essere precisi, la decisione delle concessioni naturalmente è fondamentale ed importantissima per questa fase, però non siamo bloccati in attesa di queste. E quando abbiamo fatto il tavolo tecnico territoriale nel mese di dicembre, il ministro aveva parlato di fine gennaio per dare una risposta definitiva. Però mancavano 2 passaggi che erano abbastanza essenziali, perché ricordiamo che non è ancora esecutivo il progetto, a differenza anche oltre ai numeri di cui parlavamo prima, che ovviamente a seconda di chi li legge si interpretano in una maniera o nell'altra, ma sono numeri. Qua siamo allo stesso punto, non abbiamo ancora un progetto esecutivo, questo va firmato, e per fare questo era necessario ancora che l'unità tecnica di missione riuscisse a verificare quanto era stato elaborato l'anno scorso dalla stessa unità, però fatta con il governo, con ministro Toninelli. Anche il nuovo ministro ha preferito fare una valutazione di questo tipo, giusto per magari scegliere una soluzione più rapida e meno costosa, e questa doveva poi essere confermata dall'ultimo definitivo giudizio della Commissione dei Lavori Pubblici, e poi si sarebbe potuto mettere la parola fine alla vicenda. Quindi siamo un pochettino in ritardo su quello che era il 31 gennaio su questa valutazione, però dovrebbe arrivare. Su Babbo Leo News siamo in compagnia del sottosegretario ligure Roberto Traversi. Abbiamo fatto il punto sulle risorse destinate alla Liguria dal governo per l'ondata del maltempo che ha colpito nell'ottobre, nell'autunno e nell'inverno scorso la nostra regione. Sul fronte della Gronda, diceva, manca ancora l'ultimo passaggio per rendere esecutivo il progetto, ma si parla sempre della Gronda Alta, il progetto che alcuni del Movimento 5 Stelle chiamano la Gronda dei Benetton, o potrebbe anche rientrare un progetto alternativo, compresa quella che è stata definita la Grondina o la Gronda dei Genovesi? Il progetto è unico, però ovviamente comprende già la soluzione, quella che appunto abbiamo chiamato la Gronda dei Genovesi, quella parte già contemplata, quindi si sta valutando quello che è l'unico progetto, però naturalmente poi si vedrà alla fine di tutte questi studi quale sarà l'opzione migliore.
E si potrà procedere con il discorso di dividere per lotti l'opera in modo da iniziare ad esempio con il raddoppio dell'A7 che è previsto in entrambi i progetti, quindi quello è condiviso, si potrebbe iniziare subito da lì e poi nel frattempo che dovessero arrivare altre considerazioni procedere con gli altri. È tutto in valutazione, e secondo me potrebbe essere anche questa evenienza e mi auguro che si inizi il prima possibile, perché appunto il no ground è relativo da parte di tutti vorremmo migliorare le nostre infrastrutture, io in prima persona, quindi sicuramente se iniziasse domani firmerei qui. A fine gennaio è stato nominato anche il commissario straordinario per il Terzo Valico e per il nodo ferroviario di Genova, Calogero Mauceri. Le vorrei chiedere soprattutto sul nodo ferroviario, visto che è un'opera infrastrutturale che trova d'accordo tutti, sono tutti favorevoli a portarlo a termine, ma sembra un po' il più sottovalutato, è fermo, doveva terminare nel 2016 il cantiere, invece siamo nel 2020 e non si sa nemmeno quando riprenderanno i lavori e quando terminerà. Ci sono delle novità dalla nomina del commissario? Sì, purtroppo è la storia d'Italia, perché anche parlando di Gronda, il progetto Gronda è iniziato negli anni 80, quindi siamo ancora lì ad avere il progetto che ancora non è, diciamo, cantierabile. Uguale questo qua nessuno proprio l'ha mai messo in discussione, si è fermato da solo più volte per i vari bandi che sono andati a volte deserti, le varie imprese che poi sono fallite, è successo di tutto e doveva essere pronta da appunto, come hai ricordato con molta precisione. Quello che succederà adesso è che Mauceri insomma ha avuto l'incarico ufficialmente e domani dovrebbe fare la prima visita istituzionale sul territorio, quindi questa è una bella notizia che diamo qua in anteprima. Domani dovrebbe incontrare Regione e Gentile e appunto tutti gli operatori coinvolti in questa vicenda. Questo è un nodo, l'altro nodo è quello del Terzo Valico, sono opere che ormai debbono procedere e più velocemente possibile naturalmente. Il Terzo Valico addirittura è iniziato fino a 800 come progetto, quindi è forse quello che ha il record storico meno invidiabile fra tutte le infrastrutture liguri. Adesso farò una ricerca, ma il Movimento 5 Stelle forse non c'era ancora nell'800, adesso andrò a verificare. Forse 4, 3, 2 stelle. Chiudiamo con l'aspetto politico invece proprio del Movimento 5 Stelle, perché al centro della discussione politica in Liguria c'è il discorso delle regionali, c'è stato l'incontro, l'assemblea che ricordo ancora una volta non aveva alcun fine di deliberare qualsiasi decisione. L'assemblea del CAP di domenica è stato deciso di demandare tutto a un voto su Rousseau, sia i contrari che i favorevoli al possibile accordo hanno deciso di far scegliere con la votazione online. Lei, che è un rappresentante del governo dove il Movimento 5 Stelle va insieme al centro-sinistra, lo farebbe questo accordo? Allora, appunto, proprio perché sono al governo in questa fase, anche perché potrebbe essere un mio vantaggio, fra virgolette, personale, ho disatteso, diciamo, commenti su questa questione, nel senso che nulla ho detto e ho detto semplicemente che è un momento del territorio. È molto bello questo perché il territorio può esprimersi e naturalmente verrà fatta poi questa volontà. Però c'è un'imprecisione, ieri non si è deciso di andare al voto Rousseau, ieri ci sono stati tanti interventi che l'hanno richiesto, quindi questa decisione verrà presa poi dall'attuale capo politico Vito Crimi dopo aver sentito, diciamo, il nostro referente che è diventato territoriale, quindi non è ancora una cosa ufficiale, potrebbe succedere. Perché noi abbiamo fatto un pochettino di valutazioni e poi bisogna vedere chi avrà ragione in questo processo mentale. Nelle regionali e amministrative siamo sempre sistematicamente un po' più deboli per ovvi motivi. Questo non è un dato riferito a quello che è successo in Emilia o quello che è successo in Umbria, è anche relativo a quello che ad esempio è successo nel Lazio, quando contemporaneamente avevamo votato per il nazionale e per il regionale c'è stato un gap del 10%. Poi siamo andati in Friuli un mese dopo, quindi ancora col governo da formare, e in Friuli addirittura dal 22 siamo passati al 7%. Abbiamo dei problemi perché esprimiamo candidati talvolta non conosciuti all'ultimo momento e abbiamo poca presenza, diciamo, sul territorio a livello di struttura. Quindi per disattendere questo gap, per cercare di è arrivata questa proposta del Partito Democratico, nel senso, per voi sarebbe utile magari governare una regione, prendere qualche assessorato. Ci ha messo in crisi questa cosa perché la proposta ovviamente è anche una proposta intelligente, però chi è nato nel Movimento 5 Stelle fa fatica ad aderire a questo concetto, quindi questa discussione è attiva per questo motivo.
E per essere più precisi sull'assemblea di domenica, circa un'ottantina di interventi, poi il facilitatore Marco Messmacher dovrà riferire a Vito Crimi, reggente a Roma, per poi da Roma avere delle indicazioni su quale strada intraprendere, se scegliere la votazione su Rousseau, come sembrerebbe essere al momento la strada più percorribile, o altre forme che verranno comunicate più avanti. Grazie per essere stato con noi, a Roberto Traversi. Grazie a voi per il servizio sempre puntuale. Matteo Agnoletto, Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Niente un optional, perché tutto è di serie. Mini Countryman nuova Baker Street